Il Lison classico non rappresenta soltanto un grande vino, ma l'espressione di un territorio, della sua storia e delle persone che ogni giorno lo coltivano. Da questa consapevolezza nasce il progetto LIT, Lison Identità di un territorio, che è stato presentato nei giorni scorsi a Belfiore di Pramaggiore nello spazio espositivo La Castellina del parco di Villa della Pasqua, con la tavola rotonda intitolata Le voci del Lison classico, territorio, ricerca e comunità per una visione condivisa. Un momento di confronto che ha riunito istituzioni, mondo della ricerca e produttori per costruire insieme il futuro del Lison classico. L'obiettivo non è quello del vino in sé, ma un bicchiere di vino, un bicchiere di Lison di OCG o Lison classico per entrare nello specifico, racchiude tutta una serie di identità del territorio, quindi cultura, tradizione, e il fatto di preservare anche il territorio, il terreno, che è compito anche dei nostri agricoltori. E quindi vogliamo fare questo percorso identitario insieme, che inizia con una progettualità che va avanti e poi sarà gestita, speriamo, dal nostro futuro, ovvero dai nostri giovani. Accanto alla valorizzazione del territorio, un ruolo fondamentale è affidato appunto alla ricerca scientifica, con il CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che è infatti impegnato nello studio del patrimonio genetico del vitigno e nell'individuazione del biotipo storico del Lison classico, un lavoro che permetterà di conoscerne meglio l'identità, preservarne l'autenticità e rafforzarne il valore nel tempo. Dal punto di vista della ricerca, noi stiamo cercando di valorizzare quella che è la biodiversità locale e quindi la biodiversità associata sia alle piante sia ai microrganismi associati alle piante, e lo stiamo facendo andando a scegliere e ad analizzare alcuni biotipi di Tokai, che sono quelli che vengono utilizzati per la produzione del Lison, che sono dei genotipi particolari e storici che sono legati a questo territorio, ma non solo. Cercheremo anche di capire quali sono i microrganismi associati a questi biotipi e come questi microrganismi possano aiutare la pianta anche nell'ottica del cambiamento climatico che stiamo vivendo. Quindi una valorizzazione della biodiversità non solo vegetale ma anche microbica, che va a valorizzare anche il territorio a cui è legato. Il progetto vede il comune di Pramaggiore come capofila, insieme al comune di Portogruaro, al CREA, ai 9 produttori aderenti e agli altri partner tecnici e istituzionali. Un percorso condiviso sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nell'ambito della PAC 2023-2027, che punta a trasformare l'identità del Lison classico in un'opportunità di crescita e promozione. Creare un brand anche dal punto di vista turistico, quindi ecco che va a intercettare anche tutte le filiere relative all'enoturismo o comunque al turismo esperienziale, perché non ci manca nulla. La cultura, le tradizioni, l'archeologia. Siamo veramente un territorio da esplorare e questo sarà un mezzo per conoscerlo ancora di più.